questo giudizio generalizzato che esclude da parte di tutti gli scienziati delle organizzazioni nazionali e internazionali una correlazione fra tumore e uranio impoverito, cosa possiamo concludere? Come cittadino contribuente, come ex comandante della Brigata Sassari, mi piacerebbe che l'anno 21 la commissione di cui stiamo parlando cambiasse denominazione e finalità, scopi. In questo senso, potrebbe essere chiamata, continuando la propria attività, commissione di indagine sui costi della commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, nonché sulla mancata realizzazione di studi e progetti tesi a realizzare opportunità di lavoro in Sardegna, opportunità di lavoro produttivo, non di quello sovvenzionato dallo Stato, nel campo dell'agricoltura, del turismo, dell'allevamento, della pesca. Progetti da realizzare dove? In quel 99,5%, ripeto, 99,5% del territorio sardo che non è occupato da poligoni, e in quel 96% di coste sarde, 96% di coste sarde che non è interessata dalla presenza di poligoni. Bene, se si facesse questo, non si rischierebbe di far chiudere i poligoni in Sardegna, perché se questo accadesse, correrebbe il rischio anche la Brigata Sassari, se non di essere chiusa, quantomeno di essere delocalizzata nel continente, e questo sarebbe veramente una grossa legnata economica e sociale per tutta la Sardegna. Dove sei andato?